Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti a casa e buonasera anche al nostro graditissimo relatore. Benvenuti a questo nuovo webinar organizzato dallo Studio Legale Ghedini Longo e dalla sua associazione Giustizia Omnibus. Questa sera abbiamo la fortuna di poterci confrontare con una donna che ha saputo con forza e tenacia confrontarsi con il mondo della politica da sempre. Deputata dal 2001 e in Forza Italia da sempre e dalle sue origini, tuttora in carica e anche facente parte del coordinamento regionale Veneto di Forza Italia. Ha ricoperto svariati incarichi lungo tutta la sua carriera ed ha partecipato a più di una commissione, è stato segretario di presidenza del Comitato delle Pari Opportunità, membro delle commissioni di attività produttive, di tutto e di più. Una donna molto attiva. Con noi abbiamo l'onorevole Lorena Milanato. Buonasera Milanato. Grazie allo studio Ghedini Longo e grazie all'avvocato Favini per avermi voluto tra i suoi ospiti. Grazie a lei di essere con noi. Onorevole Milanato, andiamo subito al dunque. Quali sono le voci che trapelano da palazzo? Questo governo che prospettive ci dà? Voci per la verità ne trapelano poche da palazzo, sono quelle che leggiamo sulla stampa. Le prospettive, è chiaro che è necessario fare una piccola premessa. Il momento che stiamo vivendo è un momento drammatico non solo per l'Italia, non solo per il nostro paese, ma per tutta l'Europa e il mondo intero. Le conseguenze di questa crisi pandemica, le conseguenze economiche, sociali e la crisi delle istituzioni stanno mettendo ovviamente a dura prova il nostro paese. Ecco, il nostro paese però soffre più di altri. Soffre più di altri perché già ci trovavamo in una situazione di grande indebitamento, con un problema occupazionale molto importante e quindi ora che è cambiata l'era, siamo nell'era Draghi, Mattarella ha voluto dare l'incarico al presidente Mario Draghi e noi come Forza Italia ovviamente abbiamo da subito deciso di dare tutto il nostro supporto a questo governo. Perché è bene ricordare che Forza Italia, nella figura del nostro presidente Berlusconi, ha avuto un ruolo centrale chiedendo da subito il governo dei migliori. Ecco, Mario Draghi ha questo sparigliato le profilo. carte anche subito col E suo ha accesso, sparigliato le infatti. carte, esattamente, e Mario Draghi sicuramente ha questo profilo e sono sicura che potrà far bene in un momento come questo perché è come se noi stessimo vivendo una guerra. Ecco, nelle guerre dobbiamo chiedere l'aiuto agli uomini migliori e credo che sia stata la scelta giusta. Sono convinto, sono convinto. Ma a proposito di Berlusconi, il ruolo di Berlusconi proprio nella formazione di questo governo, anche poi che cosa prevedete, di che ruolo avete anche tutti voi all'interno del governo stesso e come Berlusconi è riuscito in pratica con questo, diciamo, apertura a Draghi a riequilibrare tutto e creare anche una via preferenziale per Draghi stesso, rendendo tutto più semplice. Ma sì, certamente, così come nel momento in cui siamo stati chiamati, il nostro partito, Silvio Berlusconi, è stato chiamato a chiedere se eravamo disposti a dare la fiducia ad un governo Conte-Ter e con determinazione abbiamo detto no, perché era il momento di dare un segnale di cambio importante, non abbiamo avuto nessun dubbio, come dicevo prima, nel sostenere quello che è stato un po' l'appello del presidente Mattarella, un governo forte, un governo che andava anche oltre gli schieramenti politici, ma un governo che si mettesse a disposizione del paese mettendo da parte la competizione elettorale, mettendo da parte gli spot elettorali. Ecco, Berlusconi per primo ha lanciato questa idea, ha lanciato l'idea di un governo di unità nazionale, Da chiedendo sempre, sì. da sempre, chiedendo di coinvolgere in questo i migliori del nostro paese, per cui non ne abbiamo fatto una questione di nomi, non abbiamo avuto pregiudiziali, non abbiamo messo veti. Ora ci aspettiamo che nel giro, tanto è una questione di ore, di pochissimi giorni, nascerà questo governo. Ecco, io credo, è un mio pensiero, credo che sarà un governo misto, ci chiedono in molti se sarà tecnico, se sarà politico. È evidente che io credo che sicuramente ci saranno le rappresentanze politiche, essendo appunto
avendo dato l'adesione a questo governo molte forze politiche, ma sarà un governo prevalentemente di personalità tecniche che hanno dato molto al nostro paese, che sono convinta potranno dare molto anche ancora in futuro. Ecco, la presenza politica poi sarà necessaria, perché non ci dimentichiamo che un governo funziona nella misura in cui ha le personalità tali da poter far lavorare il Parlamento. Speriamo che le cose migliorino rispetto a quello che abbiamo visto Io fino sono adesso. sicura che potrebbe essere un momento importante di svolta per il nostro paese. Benissimo. Onorevole Milanato, passiamo ai giochi di palazzo. Cosa ne pensa di come si è mosso Renzi e il comportamento attuale dei 5 Stelle, che devono necessariamente venire incontro al grande male, chiamiamolo così, perché loro hanno sempre additato le banche come dei grandissimi nemici, che dovranno scendere a patti con Draghi e questi ritardi su Rousseau, o anche questo ministero che sembrerebbe avere diceva oggi Nicola Porro, che avrà delle spese mostruose, perché effettivamente drenerà tantissimi miliardi per riuscire a prendere vita. Che cosa ne pensa delle richieste o di questo scambio che sta avvenendo effettivamente? Ma allora, guardi, per quanto riguarda la prima parte della sua domanda, cioè quella che riguardava Renzi, eh, col sorriso lo dico, da cittadino sentirei il dovere di ringraziarlo quasi a Renzi, nel senso che Renzi ha fatto sì che ci liberassimo dell'arroganza del governo Conte e, permettetemi di usare anche un termine forte, della cialtroneria del suo governo. Dopodiché è chiaro che lì c'è invece da riflettere profondamente, se vogliamo fare le persone serie, e dire sì, è entrata davvero in azione la politica, è possibile che un partito del 2% possa mettere in discussione un governo? Ecco, queste sono riflessioni che richiederebbero molto tempo, ma io credo che in Sì. realtà qui mi sento di dire che quello che è emerso più di tutti dalla crisi politica innescata da Renzi è la crisi della sinistra. È sotto gli occhi di tutto che questo ha fatto esplodere la sinistra, abbiamo visto le reazioni. Ecco, una sinistra che negli ultimi tempi ha solo dedicato il proprio tempo a fare le pulci invece all'opposizione, occupandosi di quello che non funzionava nel centrodestra senza mai guardarsi al proprio interno, che credo che d'ora in avanti dovrà invece pensare al suo interno e cercare di capire come si vuole. Io credo che quello che è emerso è che c'è una profonda crisi nel centro-sinistra. Dopodiché, ricordo anche, Renzi ha avuto il merito di farlo cadere questo governo, è stato anche quello che ne ha provocato la nascita di un governo a guida Casalino. Quindi insomma un po' di riflessioni sul personaggio sicuramente vanno fatte. Sì. Per quanto riguarda invece i 5 Stelle, vedremo quali saranno i risultati della loro famigerata piattaforma. Ecco, adesso vedremo quale sarà il risultato di questa famigerata piattaforma Rousseau. Sì. Finora certo abbiamo assistito a una serie di contraddizioni incredibili, Grillo contro Grillo, Di Maio contro Di Battista contro Di Maio, poi c'è la Lezzi, Casaleggio, Morra, insomma una gran confusione. Mi viene da dire sì. caos. Mi viene da dire che l'unico che non dice niente, forse che si salva, è proprio Crimi, forse perché lui non ha posizioni. Ecco, diciamo che c'è una gestione, poi è chiaro anche che credo che sia scandalosa questa cosa che dobbiamo tutti, il Paese deve aspettare che la piattaforma Rousseau si esprima. Cioè io capisco le logiche che hanno portato il presidente incaricato Draghi a dotarsi di tanta pazienza e
dare ulteriore tempo evidentemente, perché ricordo che le consultazioni sono finite ieri, ricordo anche che alle consultazioni ha dedicato molto tempo, avendo fatto 2 giri con i partiti, avendo voluto sentire le parti sociali, il mondo dell'impresa, i comuni. Ecco, diciamo, è stata una consultazione sui generi diversa dal solito, e quindi che ha occupato molto tempo. Ora siamo ancora a dover aspettare che questi si esprimano. Io credo che comunque ne uscirà un movimento frantumato, non so se arriveranno frantumato. alla scissione, però sicuramente sarà frantumato. Vedremo se Messo questa sicuramente a dura prova, sì, messo sì. a dura prova, vedremo se questa spaccatura, se prevarrà l'ideologia e quindi ci sarà una scissione, oppure se prevarranno le poltrone che gli terranno ben saldi. Ecco, voi ve lo ricordate, i grillini, il Movimento 5 Stelle sono quelli che parlavano di voler arrivare in Parlamento per aprire la cosiddetta scatoletta di tonno. Loro la scatoletta di tonno l'hanno aperta, ci si sono piazzati dentro e non hanno nessuna intenzione di uscirci. Quindi siamo stanchi di prendere lezioni da questi giovani, perché per lo più sono giovani, e non ho niente contro il ricambio generazionale, sia ben chiaro, No, ma è chiaro, è chiaro. ma che non hanno saputo rappresentare un'opportunità importantissima che era stata data loro con il consenso degli italiani. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Con l'utilizzo di queste piattaforme di cui parlavamo prima, che secondo me è molto discutibile perché non se ne conoscono i meccanismi e la limpidità. Comunque, insomma. Sì, è loro che parlano di trasparenza sono i primi a non essere mai stati trasparenti, perché come diceva Mai. appunto, questa piattaforma non si capisce come funziona, non si capisce se ti devi iscrivere, però poi insomma, e i risultati vedremo. Insomma, non vogliamo essere coloro che trovano il marcio ovunque, ma insomma qualche dubbio sulla trasparenza ce l'abbiamo sempre avuta. Certo, certo. Onorevole, ci vuole parlare anche del Recovery Fund? Ci Ah vuole dire sì, qualcosa? scusi. Allora, io credo proprio in 2 parole, perché poi lì l'argomento da trattare sarebbe ovviamente Sì. molto, cioè richiederebbe molto tempo. Io credo che ci troviamo di fronte a un'opportunità importantissima. Ecco, una cosa che però dobbiamo saper gestire nel giusto modo. Grazie all'Europa noi avremo un finanziamento per il nostro paese di 209 miliardi. Di questi 82 miliardi potranno essere a fondo perduto. Ecco, molti soldi da spendere, tante cose da fare. Noi abbiamo presentato ancora al Presidente Conte, ormai oltre un mese fa, il nostro piano per il recovery. Non siamo stati ascoltati, riteniamo che non lo abbia neanche letto. Abbiamo continuato a lavorare su questo e abbiamo portato all'attenzione del Presidente Draghi il nostro programma di utilizzo del recovery, che passerà necessariamente da 3 riforme che riteniamo fondamentali e ormai improcrastinabili. La riforma della pubblica amministrazione, la riforma della giustizia e la riforma del fisco. Necessariamente queste 3 riforme per poter poi fare dei progetti di finanziamento che potranno essere fondamentali per la ripresa. A questo abbiamo unito anche un grande lavoro che è stata fatta da una commissione istituita apposta per un piano vaccinale, un grande piano vaccinale che purtroppo manca ancora nel nostro paese, stiamo andando Sì, tutti in ordine purtroppo. sparso. Ecco, noi abbiamo lavorato, credo, e fatto un ottimo lavoro anche in questo, che potrà permetterci in un periodo di tempo relativamente breve, perché è chiaro non ci possiamo illudere che tutto ciò possa avvenire in 4 giorni, ma in qualche mese, ad arrivare a raggiungere quell'immunità di gregge che ci aiuterà poi a superare ancora meglio questa dura prova che siamo tutti chiamati a superare.
Sì, speriamo il prima possibile, anche perché pare che ci vorrà almeno l'80% della popolazione per Sì. poterci permettere poi di ritornare a una Sì, vita per pseudo parlare simile. esatto, bisogna raggiungere almeno l'80% della popolazione. Non è semplice, però se E non siamo molto indietro. se siamo molto indietro, ma se non si lavora, cioè i lavori vanno pianificati, vanno programmati. Ecco, se non c'è Sì, programmazione seria, è sì. difficile fare qualsiasi cosa. Questo è quello che trapela anche da fuori, apparentemente non c'è organizzazione da parte del governo sufficientemente concreta e corretta per far sì che, di aiutare Certo, le aziende o con i vaccini, eccetera. cer Onorevole Milanatto, la ringrazio molto per il suo contributo, spero ci saranno nuove occasioni, grazie ancora e buonasera. Sicuramente quando vorrete. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie. Un saluto anche agli amici a casa, buonasera a tutti. Gra